Ebbene, iniziamo questa celebrazione eucaristica del santuario di San Leopoldo a Padova con il canto Alto e glorioso il Dio, che troviamo al numero 184. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace, la carità, la fede da parte di Dio Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi. Oggi ricordiamo San Bernardo Latini da Corleone. Alcune notizie. Nacque il 6 febbraio 1605 a Corleone in Sicilia, spadaccino famoso e francescano secolare. Si dedicò alle opere di misericordia a favore dei poveri e degli ammalati. In seguito chiese di essere ammesso fra i frati cappuccini, distinguendosi per l'impegno nella vita evangelica e per il fervore religioso. Fedele al battesimo e alla consacrazione religiosa, si preoccupò di conformarsi a Cristo crocifisso, con uno stile di vita austero e solidale. Morì a Palermo nel 1667. Fu canonizzato da Giovanni Paolo II nel 2001. E per celebrare questa Eucaristia riconosciamo i nostri peccati, invochiamo il perdono del Signore. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere o omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che in San Bernardo da Corleone ci hai dato un modello di eroica penitenza e di vita evangelica, concedi a noi per sua intercessione lo spirito di conversione per amarti sopra ogni cosa e aderire in tutto alla tua volontà. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Dal primo libro di Samuele. In quei giorni si radunarono tutti gli anziani di Israele e vennero da Samuele a Rama. Gli dissero: tu ormai sei vecchio e i tuoi figli non camminano sulle tue orme. Stabilisci quindi per noi un re che sia nostro giudice, come avviene per tutti i popoli. Agli occhi di Samuele la proposta dispiacque, perché avevano detto: dacci un re che sia nostro giudice. Perciò Samuele pregò il Signore. Il Signore disse a Samuele: ascolta la voce del popolo, qualunque cosa ti dicano, perché non hanno rigettato te, ma hanno rigettato me, perché io non regni più su di loro. Samuele riferì tutte le parole del Signore al popolo che gli aveva chiesto un re. Disse: questo sarà il diritto del re che regnerà su di voi. Prenderà i vostri figli per destinarli ai suoi carri e ai suoi cavalli, li farà correre davanti al suo cocchio, li farà capi di migliaia e capi di cinquantine, li costringerà ad arare i suoi campi, mietere le sue messi e apprestargli armi per le sue battaglie e attrezzature per i suoi carri. Prenderà anche le vostre figlie per farle sue profumiere e cuoche e fornaie. Prenderà pure i vostri campi, le vostre vigne, i vostri oliveti più belli e li darà ai suoi ministri. Sulle vostre sementi e sulle vostre vigne prenderà le decime e le darà ai suoi cortigiani e ai suoi ministri. Vi prenderà i servi e le serve, i vostri armenti migliori e i vostri asini, e li adopererà nei suoi lavori. Metterà la decima sulle vostre greggi e voi stessi diventerete suoi servi. Allora griderete a causa del re che avrete voluto eleggere, ma il Signore non vi ascolterà. Il popolo rifiutò di ascoltare la voce di Samuele e disse: no, ci sia un re su di noi. Saremo anche noi come tutti i popoli. Il nostro re ci farà da giudice, uscirà alla nostra testa e combatterà le nostre battaglie. Samuele ascoltò tutti i discorsi del popolo e li riferì all'orecchio del Signore. Il Signore disse a Samuele: ascoltali, lascia regnare un re su di loro. Parola di Dio. Canterò in eterno l'amore del Signore. Beato il popolo che ti sa acclamare, camminerà, Signore, alla luce del tuo volto. Esulta tutto il giorno nel tuo nome, si esalta nella tua giustizia. Canterò in eterno. Perché tu sei lo splendore della sua forza e con il tuo favore innalzi la nostra fronte. Perché del Signore è il nostro scudo, il nostro Re del Santo di Israele. Un grande profeta è sorto tra noi e Dio ha visitato il suo popolo. Alleluia, alleluia, alleluia. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Signore.
Gesù entrò di nuovo a Cafarnao dopo alcuni giorni. Si seppe che era in casa e si radunarono tante persone che non vi era più posto neanche davanti alla porta, ed egli annunciava loro la parola. Si recarono da lui portando un paralitico, sorretto da 4 persone. Non potendo però portarglielo innanzi, a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto dove egli si trovava e, fatta un'apertura, calarono la barella su cui era adagiato il paralitico. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: «Figlio, ti sono perdonati i peccati». Erano seduti là alcuni scribi e pensavano in cuor loro: «Perché costui parla così? Bestemmia! Chi può perdonare i peccati se non Dio solo?» E subito Gesù, conoscendo nel suo spirito che così pensavano tra sé, disse loro: «Perché pensate queste cose nel vostro cuore? Che cosa è più facile, dire al paralitico: ti sono perdonati i peccati, oppure dire: alzati, prendi la tua barella e cammina? Ora, perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra, dico a te, disse al paralitico: alzati, prendi la tua barella e va a casa tua. Quello si alzò e subito presa la sua barella, sotto gli occhi di tutti se ne andò, e tutti si meravigliarono e lodavano Dio, dicendo: non abbiamo mai visto nulla di simile. Parola del Signore. Il Vangelo di oggi racconta l'arrivo di Gesù a Cafarnao e il miracolo che opera nei confronti del paralitico. Tanta gente segue Gesù, ma si può pensare che quella gente segua Gesù anche per il proprio interesse, per avere qualcosa, un po' di salute, un po' di conforto. La pienezza di intenzione non è mai totale, è sempre mischiata anche in noi. L'importante però è seguire Gesù, mettersi in cammino dietro a Lui. Il problema non era di quelli che seguivano Gesù, ma quelli che restavano fermi sul bordo del cammino e guardavano seduti. Il Vangelo di oggi ci dice che c'erano seduti là alcuni scribi, i quali non seguono Gesù, ma guardano dal balcone, non rischiano mai, giudicano soltanto e sono immobili. Invece coloro che portano il paralitico, i barellieri, rischiano, fanno un buco per calare il barelliere, per calare il malato, rischiano di fare brutta figura, rischiano la loro vita. E domandiamoci anche noi: ci fidiamo di Gesù, ci affidiamo a Lui? Sono in cammino verso di Lui o sono seduto guardando cosa fanno gli altri, seduto con l'anima seduta, chiusa, per mancanza di speranza? Concludo con una preghiera del beato Giovanni Paolo I.
Stammi ancora vicino, Signore, tieni la tua mano sul mio capo, ma fa che anch'io tenga il capo sotto la tua mano. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. O Padre misericordioso, che in San Bernardo hai impresso l'immagine dell'uomo nuovo, creato nella giustizia e nella santità, concedi anche a noi di rinnovarci nello Spirito, per essere degni di offrirti il sacrificio di lode. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nei tuoi santi che per il regno dei cieli hanno consacrato la vita a Cristo, noi celebriamo la mirabile opera della tua provvidenza, che richiama l'uomo alla santità dell'origine e gli fa pregustare i doni per lui preparati nel mondo nuovo. E noi, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.
veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle, in modo particolare Vittorio e Teresa, che sono addormentati nella speranza della resurrezione. Nella tua misericordia di tutti i defunti, ammetti la luce del tuo volto. Di noi tutti, abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che ogni tempo ti furono graditi. Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ora e nella pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla messa, ma di soltanto una parola e io sono salvato. Comunione spirituale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, per la conversione dei peccatori e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. A te ogni onore e gloria. Preghiamo. Signore Dio nostro, l'Eucaristia da noi ricevuta, nella memoria del glorioso San Bernardo, ci rinnovi nella mente e nel cuore, mediante la penitenza e una carità generosa. Per Cristo nostro Signore. Signore Gesù, nostro Creatore e Salvatore, nella tua vita terrena ti sei fatto vicino ai malati e sfiduciati. Guarda con amore coloro che soffrono a causa del tumore. Assisti quanti sono al servizio della salute e della vita. Sappiano coniugare la competenza con una premurosa disponibilità. O San Leopoldo, tu hai consolato tutti coloro che si accostavano a te e li affidavi alla Vergine Maria. Fa che nella grande preoccupazione per questa malattia fiorisca la gratitudine per la vita e la speranza che la salute ritorni. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.
sanctificetur.